Focus bollettino colture erbacee, aggiornamento su 30 argomenti. Ciao Renzo Micheletto, con cui è nato il Focus, aggiornamento per quanto riguarda quanto presenteremo il 30 maggio 2023 a Sasserami nella giornata aperta sul frumento sostenibile e aggiornamento per quanto riguarda la difesa integrata dall'edebrotica del mais. Il Focus Bollettino Culture Erbacee è nato circa 3 anni fa, nel 2021, grazie alla collaborazione del mio collega Renzo Micheletto, che ormai sta andando in pensione. Quindi questa è una puntata dedicata al grande lavoro e alla grande amicizia che ci ha dato Renzo Micheletto. Secondo argomento, domani a Sasserami ci sarà una giornata azienda aperta, protocolli aperti, in cui presenteremo le sperimentazioni sulla difesa integrata del frumento, presentando come, facendo produzione integrata e difesa integrata, si possa gestire al meglio la produzione del frumento, la coltivazione del frumento. Saranno presentati in campo i risultati dell'applicazione del modello previsionale per la difesa integrata del frumento dalle malattie fungine e vedremo diverse varietà di frumento, le principali tipologie produttive del frumento gestite seguendo il modello previsionale e seguendo anche i principi della difesa integrata per quanto riguarda la concimazione fatta a ratio variabile. Aggiornamento sulla diabrotica del mais. Stiamo arrivando a un momento decisivo in cui il modello di Davis che utilizziamo per prevedere lo sviluppo delle popolazioni ci indica ormai prossima la formazione delle pupe e ci indica anche che ormai in campo prevalgono le popolazioni di secondo e terzo stadio della diabrotica. Le conseguenze pratiche di queste sono che si può andare in campo oggi, tirare su un apparato radicale, gli apparati radicali di più piante di mais e capire abbastanza facilmente se vi è una presenza consistente di larve di diabrotica. La seconda conseguenza importante è che il modello previsionale oggi ci può indicare quando ormai la grandissima parte delle uova di diabrotica si è schiusa e quindi quando è possibile seminare il mais senza un rischio elevato, anzi con un rischio basso di sviluppare popolazioni di diabrotica. Questa è un'indicazione pratica importante che fra pochi giorni sarà data. L'altra cosa importante è quella di capire quando compaiono i primi maschi per il monitoraggio della diabrotica per capire se si superano le soglie di rischio per l'anno successivo e questo si fa quando compaiono i primi adulti, si pongono in campo, si piazzano in campo le trappole cromotropiche sulle quali poi saranno fatte le valutazioni del numero di adulti per giorno per trappola e quindi potremo avere un'indicazione pratica sul livello delle popolazioni e sulla gestione, secondo i principi della difesa integrata, di questo fitofago specializzato sul mais. Come capiamo quando arriva il primo adulto, quando abbiamo i primi adulti di diabrotica in campo, normalmente lo facciamo utilizzando delle trappole a feromoni sessuali che vengono posizionati in campo a seconda appunto delle indicazioni del modello di Davis. Sono trappole che attirano i maschi e che anche con presenze molto basse riescono a catturare, quindi ci danno una buona indicazione sui primi adulti presenti e quindi su quando posizionare in campo le trappole cromotropiche per capire i livelli delle popolazioni nelle diverse zone, nei diversi appezzamenti. Alla prossima!